Di separazioni, fra l'altro, si muore, c'è la notizia dei 2000 padri. Sono i nuovi poveri. A parte sono i nuovi poveri, vabbè, c'è questo problema che chiaramente si va a un unico nucleo, viene spezzato, raddoppiano le spese, non si sa come possa essere mantenuto lo stesso regime esistente durante il matrimonio, ma di separazioni si muore 2000 padri separati l'anno che, caduti in depressione in Europa, si suicidano. Questi sono dati statistici, quindi sono notizie che si sanno, non si sanno, secondo me, non si sa cosa succedeva nella famiglia 20 anni fa, non si sa, si può pensare in base a dei convincimenti ideali, mentre invece questo qua è un dato direttamente analizzabile, cioè si contano i morti. Dato europeo, è un dato europeo. In Italia ogni o anno, in Europa ogni anno 2000 suicidi di padri separati. Ecco, di fronte a questo fatto noi abbiamo però al momento due soluzioni, secondo me. Una è quella tradizionale, tribunale, avvocati, conflitto, che stranamente si esalta sempre. L'altra è quella della mediazione familiare, a cui non si ricorre mai. Noi dobbiamo riuscire, se vogliamo in qualche modo andare incontro a queste situazioni di forte disperazione, portare fuori le separazioni dai tribunali. È vero, c'è un contratto, il matrimonio è un contratto, va scisso in tribunale, ma la gestione di questo conflitto perché deve essere gestito da professionisti che sono proprio artisti nel elevare il conflitto, per farne trarre vantaggio a una parte anziché all'altra? La mediazione familiare cosa fa? Cerca invece di ristabilire una comunicazione. Non viene mai, quasi mai attuata la mediazione familiare. Perché? La mediazione familiare è stata introdotta nella legge 54, quella sull'affidamento condiviso, come opportunità, è facoltativa. L'obbligatorietà della mediazione è stata stralciata perché il Parlamento non ci credeva, ma non ci credeva prima di tutto perché manca la figura organica del mediatore. Si sta sviluppando? Si sta sviluppando, però tutt'oggi non c'è. E siccome non c'è un corso di laurea in mediazione familiare, non c'è ancora un quadro molto preciso dal punto di vista della individuazione della figura, abbiamo dovuto tenerla da parte.